Al Sorbello Stadium di Visconti la Messana di mister Alessandro Liotta, reduce dal successo sulle Camaro e capolista del girone messinese in coabitazione con la Folgore Milazzo, ospite il Città di Villafranca nel campionato Under 15 provinciale. Gli ospiti distanti appena 2 punti dalla vetta sono reduci dal pari interno contro il Messina Sud e cercano punti preziosi su un campo difficile. La formazione della Messana per affrontare questa sfida con Villari Romeo, Anastasi, Calà Sardo, Quartarone, Lombardo, Caminiti, Luca, Sapienza e Catalano partono forte i giallorossi che sfiorano il gol su calcio d'angolo dopo un minuto. Al terzo invece pallone riconquistato, Lombardo in buca per Luca che a tu per tu col portiere non sbaglia e porta avanti la Messana 1-0. Al quinto ancora Luca, stavolta partendo dalla destra in percussione, salta un uomo, riesce a metterla in mezzo, la sfera diventa buona per Lombardo che apre il piattone, sfiora solamente il palo. Minuto 10, la Messana continua a spingere, la difesa ospite soffre e regala la sfera ad Anastasi che va a calciare da fuori area, destro che viene respinto da Minuto, troppo corto però ringrazia infatti e trova il gol del 2-0 Sapienza. Messana che non è sazia, minuto 11, il contropiede dei giallorossi, Romeo in verticale per Sapienza che si invola verso la porta, l'ingresso in area di rigore, il tentativo di sterzata, Sapienza cerca la conclusione troppo centrale, stavolta Minuto può respingere. Minuto 24, Anastasi lancia ancora, il tentativo di ripartenza della Messana è quello giusto per Sapienza, più veloce di tutti, scavalca il diretto avversario, Sapienza si presenta alla conclusione e trova il tris. Ancora la Messana in rete, minuto 28, non riesce a reagire il Città di Villafranca, allora Romeo riesce a trovare il pertugio giusto per Luca che arriva nuovamente davanti alla porta, cerca di allargare il piattone, stavolta finisce fuori. Minuto 33, solo Messana, Anastasi partendo da centrocampo ancora per Luca che si può involare verso la porta, Luca invece cerca l'assist per Sapienza che trafigge il portiere ancora una volta, per la quarta volta in questa sfida, poker della Messana. Minuto 34, punizione di Caminiti dalla lunga distanza, il suo assist per il tentativo di colpo di testa di Anastasi, Minuto respinge. Minuto 35, dall'angolo che segue è tutto fatto con i giri giusti, pallone sul secondo palo, Anastasi tutto solo in buca e fa 5-0. Finisce così il primo tempo al Sorbello Stadium di Visconti e la Messana ha messo una seria ipoteca su questa partita, su questa vittoria, conduce 5-0 sul Città di Villafranca. Ci sono i primi cambi, entrano Zanghi e Di Blasi tra i giallorossi, poco dopo spazio anche a Santoro e Mazza per Caminiti e Luca. Arriviamo al 44esimo col film della partita, errore di impostazione della difesa biancoverde, Messana che prova ad approfittarne con Lombardo che va a servire in mezzo, ancora Sapienza in spaccata stavolta, colpisce la traversa, forse sbaglia, il più facile di quelli che fino a questo momento gli sono capitati sui piedi, destro in diagonale e ancora un legno di Sapienza, il numero 9 non riesce a trovare la sesta rete di questo incontro. 51esimo entrano Ambriano e Scolaro, poi al 59esimo Sapienza è letteralmente scatenato dalla sinistra, mette all'indietro per Mazza dal limite dell'area, sfera solamente la traversa. Minuto 64, ennesimo tentativo offensivo della Messana con Mazza che viene servito da Lombardo, il numero 20 prova a incrociare, forse c'è anche una deviazione e la sfera termina sul fondo. Al 65esimo esce Sapienza, probabilmente il migliore della Messana, entra Lombardo, minuto 68, punizione di Di Blasi, il Città di Villafranca non riesce a deviarla e allora Scolaro con l'esterno a insaccare il gol del 6-0, dilaga la Messana in questo match. Al 68esimo il Città di Villafranca cerca quantomeno il gol della bandiera, scambio al limite tra Romeo e Mascaro col numero 10 che va a calciare ma non inquadra la porta. Finisce al Sorbello Stadium di Visconti ancora una vittoria convincente per Under 15 provinciale della Messana che batte 6-0 il Città di Villafranca. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.